Buonasera, gentilmente prendiamo posto così riusciamo a cominciare abbastanza in orario, non era proprio, diciamo proprio in orario, ma insomma ci scuseranno. Innanzitutto benvenuti, grazie per essere qui con noi oggi pomeriggio, benvenuti da parte del Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche, ringrazio l'amministrazione e saluto Sua Eccellenza il Vescovo che ha voluto onorarci della sua presenza, grazie. Oggi presentiamo un'opera che io definirei, vediamo se riesco, eccola qua, un'opera enciclopedica. Mancava, è un'opera molto importante, ha richiesto molti anni di lavoro e ecco, quindi appena abbiamo saputo che era disponibile abbiamo subito contattato l'archeologo Michele Zanchetta per presentarlo con noi qui a Vittorio Veneto. Quindi è l'Atlante dei Castelli fra Piave e Livenza, editore di Bastiani, qui presente, che ringrazio. È appena uscito questo libro, 2021, pochi mesi fa, se non sbaglio. È un libro di circa 398 pagine. Innanzitutto vi presento chi è Michele Zanchetta. Ho un curriculum vitae veramente molto ridotto, molto di più, però insomma mi ho chiesto un sacrificio. Allora, laurea in lettere a Padova con una tesi sull'incastellamento dal tardo antico al medioevo tra Piave e Livenza. È membro del comitato tecnico-scientifico dell'Associazione Nazionale degli Archeologi, è membro del direttivo regionale del Veneto dell'Istituto Italiano Castelli, lavora come archeologo nel Triveneto e svolge attività didattica. Ha varie pubblicazioni, qui ne ho messe 4, il Castello di Conegliano, una guida ai castelli e città fortificate dove ha curato le schede del Veneto, una pubblicazione di relazione sugli scavi in tutela dei beni culturali in Alto Adige dove ha lavorato molto, e del 2016 è un'altra monografia, sempre edita da De Bastiani, Fortezze e baluardi veneziani, un censimento vero e proprio sulle fortezze della Serenissima. Detto questo, io procedo solo velocemente a dirvi poche cose su questo grosso lavoro che poi lascio l'autore presentarlo perché è veramente complesso. Dunque abbiamo già detto che l'editore è De Bastiani. Ecco una cosa, il titolo Tra Piave e Livenza è in un certo senso riduttivo perché qui si esplora anche l'Alpago, la Valbelluna e il Feltrino. Quindi c'è molto di più del Tra Piave e Livenza. Inoltre è molto ben illustrato, molte fotografie sono di Francesco Galiffi che conoscete, poi ci sono mappe e disegni che arricchiscono il lavoro. Eccolo qua. L'opera elenca 349 castelli, quindi sono veramente tantissimi castelli, fortificazioni. Attenzione che alcuni di questi ovviamente sono dei toponimi. Lì non si trova più niente, c'è solo il toponimo, quindi neanche Ruggeri, però è importante che venissero censiti anche questo. Nella sinistra Piave sono 200 i castelli studiati, quindi sono tantissimi, e utile per trovarli all'interno del libro è un indice che li elenca in ordine alfabetico e suddivisi per provincia, quindi è facile anche la consultazione di quest'opera. Per quanto riguarda la datazione si va da circa il 1000 a.C. all'epoca moderna, quindi dalla protostoria, insomma all'epoca moderna. C'è un inquadramento storico dal II secolo fino all'età veneziana e poi abbiamo un capitolo 2, inquadramento del territorio, dove lo vediamo suddiviso nel bellunese,
Nella Vallata, Cene del Serravalle, il Coneglianese, Oderzo, Lopitergino e poi giù fino alle lagune, quindi è molto, molto vasto il territorio. Abbiamo un capitolo 3 sul cosiddetto paesaggio storico che è focalizzato sulla romanità e medioevo soprattutto. Poi prendono in esame in questo capitolo si prendono in esame anche i fiumi e non sono soltanto i due fiumi principali, Piave e Livenza, già citati. La viabilità nel capitolo 4, allora abbiamo la strada di Alemagna, abbiamo la via maestra, la via Regia Claudio Augusta-Tinate, abbiamo anche il passo di Praderaro, la Postumia, c'è anche la Collania, sono tantissime, non le ho elencate tutte perché altrimenti. E poi si va avanti, c'è anche la Conegliano Tazzo, quindi voglio dire, si va veramente nella zona descritta la statale 635. Il capitolo conclusivo è un capitolo sull'incastellamento ed questo è un lungo processo, quello dell'incastellamento, con mappe che ne aiutano la comprensione, un'analisi statistica e un glossario. Questo è quanto volevo proprio solo premettere alla presentazione che adesso vi farà il nostro ospite, al quale passo volentieri la parola. Grazie. Buonasera a tutti, vi ringrazio per l'invito, grazie Silvia, grazie di essere venuti. La presentazione di oggi, data la situazione di poter mostrarvi parecchie immagini, l'ho concentrata sull'immagine proprio visiva, quindi parlerò, man mano che vi mostrerò tante foto, tante piante, perché secondo me è un'occasione unica per poter anche apprezzare l'aspetto grafico senza soffermarsi unicamente sui concetti che magari uno può trovare magari anche dispersivi parlandone all'aperto, così in una conferenza. Quindi ho deciso di mettere molte foto e le foto sono in ordine esattamente come è stato costruito il libro. Adesso attendete un secondo che cambio la cartella. Benissimo, cominciamo da qui, che è quello da cui nasce tutto. Questo libro è l'evoluzione della mia, come è nato? È nato perché è l'evoluzione della mia tesi di laurea, a cui ho fatto le ricerche tra il 2000 e il 2003 e ho censito un territorio che era prettamente quella della Pedemontana e della fascia collinare, insomma sempre tra Piave e Livenza, ma senza spingermi né verso nord sulle Prealpi né verso sud verso le pianure. La superficie all'incirca era circa di 430 km quadrati, avevo censito 41 siti e è un altro mondo, nel senso che è un altro mondo proprio quello con cui viviamo, con le possibilità informatiche degli ultimi 20 anni, uniti anche alla mia crescita chiaramente sia come ricercatore che come archeologo che come anche studioso, ho portato avanti negli anni le ricerche sempre aggiungendo vari pezzi sempre sul territorio, perché chiaramente man mano uscivano le notizie, facevo delle ricerche, venivano effettuati determinati scavi, venivano fatte pubblicazioni e l'informatizzazione che permette anche di vedere anche la superficie terrestre in maniera completamente diversa rispetto a quella a cui siamo stati abituati sul cartaceo per anni, vi farò vedere dopo delle immagini, ha aiutato molto in questo. Quindi l'idea di pubblicare un libro dalla tesi c'era sempre stata fin dall'inizio ed ero d'accordo fin dal 2003 con l'editore, solo che negli anni, come dicevo, il libro si è ingrandito, ho cominciato ad allargare. Prima mi sono spostato un po' verso la pianura, poi mi sono spostato un po' più verso la pedemontana, finché ho perso il senso della misura e appunto, come Silvia vi ha detto, Feltrino, Valbelluna, il Pago, Piave, Livenza,
fino alle lagune, per una superficie di 2700 km², 349 siti e appunto dalle Dolomiti Bellunesi a fino alle lagune. È una ricerca che chiaramente è stata molto più lunga, comprendete anche la data è dal 2004 al 2021, perché chiaramente ci sono stati dei cambiamenti negli anni, dei rallentamenti, di nuove acquisizioni. Adesso vi farò vedere all'incirca come è organizzato il libro, perché una cosa fondamentale che abbiamo capito subito è stata quella che se avessimo creato un libro troppo concentrato soltanto sullo scritto sarebbe diventato anche, lo dico senza problemi, noioso. Io ho cercato di creare un libro che avesse delle basi pienamente scientifiche con una pesante ricerca sulle fonti storiche, però è importante anche darci un apparato grafico e in accordo con l'editore abbiamo riempito questo libro di, appunto, come diceva Silvia, di immagini, di foto, mappe che hanno per cercare di rendere anche più leggero e più leggibile il libro. Questo qui per esempio è un esempio delle pagine dedicate al territorio. Come potete vedere si alternano foto e schede e sotto in base ci sono sempre le note. Il paesaggio, la viabilità. Tenete conto che il libro tiene all'incirca 500 immagini all'interno, tra foto mie, foto di glifi, piante, quadri, mappe, disegni di vario genere. E dietro il mio archivio è fatto di circa 10.000 foto che ho fatto negli anni, raccogliendole, recuperando anche quelle fatte con la macchina fotografica di una volta, ripassandole con lo scanner, pentendomi di non aver avuto i soldi forse per aver avuto delle pellicole migliori, perché vedete le foto di 20 anni fa, le vedrete, si sono scolorite. E questo qui è come è organizzato il libro, per esempio il primo capitolo, come potete vedere c'è la conoscenza deve essere un bene diffuso e deve essere alla portata di tutti, di conseguenza deve essere anche leggibile e facilmente accessibile a chiunque, quanto di più importante dell'immagine stessa. Viviamo noi stessi nella società dell'immagine, è importante rapportarlo anche nel tempo. Questo qui invece, come potete notare, nella provincia di Pordenone, che ho indagato in maniera molto marginale, soltanto lungo la linea della Livenza, alternando quando possibile le foto vecchie o quadri vecchi affiancati da foto attuali, per far cogliere a chi leggeva tra il testo e le foto le differenze e il cambiamento. Qui non serve che la presenti, che casa vostra, anche qui la differenza, e questa qui è molto interessante, la foto che vedete a sinistra è una foto fatta un paio d'anni fa, la foto fatta a destra è una foto del fotografo Zaros fatta negli anni 80. Guardate com'è cambiata in 30 anni la collina di Sant'Augusta. D'altronde la diffusione dei boschi su queste colline è una cosa abbastanza recente, degli ultimi 30-40 anni, e quindi abbiamo anche un'immagine tuttora diversa della natura. Forse anche sono stati creati boschi, forse anche in maniera, forse in certi casi anche caotica, senza rispettare magari quella che era magari la flora originaria. Qui ci troviamo invece nella parte verso il mare. Ho messo una foto recuperata da internet, perché è introvabile, di uno scavo fatto a Cittanova, comune di Orclea, dove è stata trovata un meraviglioso insediamento tardo antico. E come potete vedere tutti i quadratini equivalgono all'insediamento che si trovano sotto i campi, che sono stati fotografati negli anni 80 con delle foto satellitari molto elaborate e anche sfruttando l'umidità della terra. Adesso con le nuove fotografie che si riescono a fare termiche, si riesce a leggere, come è successo ad Alpino, in una maniera eccezionale, e vi invito a cercare i risultati. Questo qui invece è il capitolo sesto, quello finale, in cui analizzo tutti i dati e le statistiche. Io ho provato a mettermi a fare statistiche, perché avevo una mole di dati incredibile, avevo 349 siti, oltre 1000 stratificazioni, certi, incerti. Io ho provato, ma il mio mestiere è fare l'archeologo,
non è fare statistica. Quindi ho deciso di contattare una persona che io conoscevo da tanti anni, che è di Conegliano, ed è docente di matematica e statistica all'Università di Parma, il professor Francesco Morandin. E quando gliel'ho proposto mi ha detto sì, interessante, se non altro è diverso da quello che ho appena fatto, che è una statistica sul cimitero di Parma, doveva calcolare la statistica di quanti sarebbero stati i succolobai, quanti sono interrati, quindi era più stimolante dal suo punto di vista. E mi ha fatto queste statistiche, mi ha fatto le piantine e alla fin fine mi ha dato dei dati che potevano essere licenziati solamente da uno che lo fa di mestiere, perché ha una visione, ed era quello che volevo io, che avesse una visione completamente diversa. Il libro poi va avanti con l'appendice finale, che è per esempio ci sono questi elenchi qua, schematica di tutte le fortificazioni con i vari periodi. E questo qui sono i dati iniziali, statistici, non voglio appesantire la discussione, però su 349 siti con le 1000 evidenze abbiamo 693 presenze certe e 317 presenze incerte, quindi un terzo delle presenze non si sa se siano veramente esistite. Sono i cosiddetti quelli che in archeologia medievale piacevolmente vengono soprannominati i castelli della fantasia, ed è quello effettivamente, perché non si hanno certezze, vuoi perché il castello è completamente scomparso e non sono fonti e forse è rimasto solamente il toponimo, vuoi perché ci sono delle leggende. Esistono tutta una serie di dati legati più all'antropologia culturale che a quella all'archeologia stessa o alla toponomastica, che ho cercato di analizzare anche quelli, naturalmente dando il peso che dovevano avere. E alla fine abbiamo, e perché, scusate, piccola parentesi, sono partito perché dai pre-protostorici insediamenti, chiaramente i castelli non sono pre-protostorici, c'erano i castellieri prima dell'avvento dei romani, quei paleoveneti, l'inizio della loro storia, ma la mia ricerca ho fatto una variazione, mi sono anche informato parlando anche con un docente di preistoria dell'Università di Milano, perché era interessante scoprire i siti dove esistevano i castellieri, in cui a distanza di 1500 anni, in età alto medievale, sono andati a reinsediarsi le persone, insediamenti per fuggire dal fondovalle o per trovare sicurezza. E molto spesso è stato interessante questo dato: castelliere, manca completamente la presenza in età romana e in età alto medievale. Sul castelliero e troviamo direttamente l'insediamento alto medievale, che magari viene abbandonato in età medievale e basso medievale. Quindi c'è questa similitudine tra protostoria e alto medioevo. Comunque di questi il 3 e 2 appunto sono pre-protostorici, il 9 e 6 romani, perché comunque già in età romana esistono fortificazioni, esistono le città murate, esistono i sistemi fortificati, già specialmente dal tardo impero. Addirittura uno studioso molto interessante e preparato come Luca Villa addirittura identifica ben 4 fasi di fortificazioni diverse nel nord-est italiano nella seconda parte del III secolo. Quindi immaginatevi perché i problemi non è che venivano soltanto da fuori, i problemi erano anche interni. Il III secolo è un periodo di grande instabilità politica e sociale, vengono nominati imperatori contro imperatori, sono gli eserciti, all'interno dell'esercito romano stesso ci sono delle problematiche di scontro, quindi il territorio viene fortificato. Poi il 16 e 9 appunto alto medievali, il 31 e 6 medievali, che diciamo è quella che ha una maggiore rilevanza, il 29 e 7 basso medievali, si comincia a scendere fino al post medievali, che in realtà non sono castelli, sono residenze, e forse hanno qualcosa in origine, esisteva già qualcosa, però allo stato attuale sono unicamente riconosciute come residenze. Questo qui è l'ambito territoriale, il quadratino di colore è il territorio che abbiamo analizzato durante la tesi, quello barrato bianco invece tutto il territorio della tesi. Qui la struttura del libro che già Silvia vi ha spiegato, come potete vedere con la spiegazione
abbiamo cercato di ridurre i capitoli per poter avere una maggiore leggibilità stessa del testo. Con la divisione nelle 4 province è stata preso dentro anche appunto Pordenone, perché in parte non potevo ignorare la presenza fortificata lungo la Livenza. E poi l'ultimo capitolo, che è quello dell'elaborazione dei dati stessa, che è l'interpretazione che sono dai dati storici, topografici, archeologici, toponomastici e anche statistici. Chiaramente la statistica ha dato dei risultati, ha dato anche delle risposte. E come è costruito il libro? Allora, la parte storica, abbiamo deciso di metterci delle immagini che potessero ricondurre alla storia stessa della Venezia, e per fortuna l'editore aveva stampato un paio d'anni prima questo bellissimo libro, Gatteri, in cui veniva rappresentata la storia della Serenissima. Quindi abbiamo estratto delle immagini, sono delle stampe. Per esempio questa si chiama "I Veneti si riparano nell'isoletto della laguna per le irruzioni di Attila". Sono delle delicate e piacevoli stampe, e ce n'è un'altra. Questa sono i veneziani contro gli ungari, che illustrano la parte, diciamo, storica. Dopodiché avevo bisogno di un apparato anche topografico, scusate, e ho chiesto a un collega con cui lavoro da più di 20 anni, che è bravo a lavorare sulle mappe, e mi ha elaborato tutta una serie di mappe sulla viabilità e sui centri, il dottor Del Piero questo, e sui centri degli insediamenti. Questo qui per esempio sono gli insediamenti protostorici più importanti della Venezia, e quella che vedete bianca è la via submontana a grandi linee, questa arteria che corre fin dall'età protostorica alla base delle colline. Perché? Perché è il luogo più asciutto dove poter stare. L'evoluzione in età romana con le strade principali. Come vedete ho messo la Claudia Augusta Artinate, anche se negli ultimi anni c'è stata una grande studio e anche critico riguardo il percorso stesso della Claudia Augusta Artinate che passa per i nostri territori e la sua stessa esistenza, perché con ogni probabilità esisteva una Claudia Augusta che partiva da Ostiglia e risaliva la valle dell'Adige e portava verso nord. Probabilmente il tratto interessato da noi era una via ad compendium, cioè secondaria di collegamento, che è già ricordata anche per il tratto della Oderzo Trento, e collegava, nulla vieta che fosse una strada di passaggio importante, però probabilmente non è la Claudia Augusta Artinate che si cerca di seguire. Però insomma ce ne sono tantissime strade, perché la stessa Val Belluna, poi non è che c'era una strada unica. Immaginiamoci la Val Belluna, l'ampiezza che ha, c'era una strada sia sulla sinistra che sulla destra. È inconcepibile pensare che non potesse essere, specialmente in vari periodi storici. Questi qui sono i centri più importanti alto-medievali, e questi quelli medievali con la viabilità più importante di età medievale. E qui comincia la rappresentazione di quello che è l'ambiente, perché l'ambiente di ricerca è stato veramente difficile riconoscerlo, perché è molto molto diversificato. Abbiamo dall'ambiente montano, come qui, in Val Cimon, questa. Abbiamo la zona del Feltrino, qui stiamo guardando Feltre da Santi Vittore e Corona, e dalla parte opposta, si guarda dalla parte opposta da nord-ovest. Questo qui invece è una curiosa immagine dei fortin, delle strutture fortificate non ben definite che si trovano sopra Soccer, a Ponte nelle Alpi, e questa qui è la Val Belluna, si vede bene l'andamento del Piave. Questo qui ci troviamo verso sempre nel Feltrino. Questa qui la conoscete bene, è dal Pizzoc, si nota bene l'autostrada, si nota la vallata e il varco di Serravalle. Questa qui è il lago, chiaramente. Poi una foto della situazione tra Prealpi e colline, che è quella della zona della vallata. Qui sempre dalle Prealpi verso la pianura,
come vedete io ho cercato di mettere tante foto sul territorio, perché è importante riconoscere il territorio e la sua diversificazione e anche la sua difficoltà di lettura. La stessa, questa che conoscete tutti perché è casa vostra, è veramente, io la considero una foto molto iconica. Questa qui è fatta dal Monte Altare. Perché? Perché rappresenta in maniera perfetta quella che era la stessa funzione stessa di Serravalle, nel nome stesso. Si vede perfettamente questa chiusura. Questa qui è la vallata, e qui poi c'è anche la zona con colline completamente diverse per tipologia, per come sono fatte e anche per sfruttamento, che sono le colline del quartiere del Piave. E cosa c'è alla base del quartiere del Piave? Il quartiere del Piave stesso, questa pianura piena di boschi, molto umida. Qui siamo invece nella zona dell'Alto Livenza, dove la pianura comunque comincia a essere elaborata dall'uomo e bonificata. Questo qui è il Coneglianese, il Livenza stesso, Piave sempre. E poi ci sono anche queste parti qua. Questo qui è il bosco di Baselghelle, perché noi dobbiamo pensare che l'ambiente antico era completamente diverso da quello attuale. Anche in pianura esistevano, da quando dalla fine della glaciazione si sviluppano queste foreste, le cosiddette foreste chiamate planiziali, in tutta la pianura, che erano paludose. Poi avviene la bonifica in età romana, dopo l'abbandono romano della circolazione si ricominciano a svilupparsi queste foreste e vanno a interessare grossi spazi della pianura, finché a partire dal 300 si ricomincia a riconquistare e a bonificare le aree pianeggianti. Purtroppo di questi boschi sono rimasti pochissimi, specialmente nel Veneto. C'è il bosco di Baselghelle, c'è a Gaiarine, c'è il bosco Cavalier. Nel Basso Friuli hanno conservato ampi tratti di questi boschi integrali, però anche la conservazione di questi boschi dobbiamo pensarla come un'economia per quelle società, perché la società alto medievale, che è concentrata in piccoli centri e con una demografia bassissima, il bosco stesso è un'economia per la caccia, per nascondersi, diventa per lo sfruttamento anche della legna, però è un bosco completamente diverso, non dobbiamo immaginarlo il bosco ordinato. È un bosco abbandonato. Se noi vogliamo vedere questo genere di boschi come erano, dobbiamo andare appunto al bosco Cavalier, o anche più in giù al bosco della Mesola, appena dentro il territorio di Ferrari, in cui è lasciato esattamente così. Il bosco, crollano gli alberi, crescono, ricadono, perché quello lì è il vero bosco naturale, e sarebbe il caso magari di conservarlo nelle nostre pianure qualcosa anche di più, per mantenere la memoria di quello che era. E poi c'è la zona lagunare, che in queste due foto, questo qui è lo stesso posto, a seconda dell'alta o la bassa marea, che chiaramente la laguna è un'acquisizione, più tarda. In età romana il profilo dell'Alto Adriatico era completamente diverso. Esistevano delle ville romane, ville rustiche, in cui i viaggiatori, gli aristocratici romani venivano a passare proprio momenti di tranquillità nell'Alto Adriatico, perché l'immissione dell'acqua salmastra nell'acqua dolce permetteva un ricambio continuo e non si sviluppavano zanzare, queste situazioni qua. Quindi c'era anche una situazione salubre, anzi vengono paragonate alle ville della costiera amalfitana, di quella zona lì. Insomma, è una cosa interessantissima, questa visione completamente diversa di come era il profilo rispetto ad adesso. Bisogna ricordarsi che era anche ricoperto di dune che non esistono più, perché sono state praticamente quasi tutte, a parte dell'Aclea, penso, sono state completamente tutte livellate. Quindi quell'antico profilo, quell'elaborazione di quel territorio elaborato dalla natura in millenni è completamente scomparso e si conserva in pochissime aree. Questa qui è un'altra di queste situazioni alto medievali che è arrivata fino ai nostri giorni, i casoni, non è cambiato nulla. Questa qui è molto suggestiva, è la Laguna del Morte, che è sul ramo morto del Piave.
Questa qui è la zona delle dune, questa qui è proprio Eraclea. Vedete, questo qui è un territorio come poteva trovarsi alla fine durante l'alto medioevo o anche in età romana, perché chiaramente c'è una demografia molto più bassa. E per farvi capire la variazione del territorio, questa qui è, quella che vedete sopra è una mappa della cartografica dell'esercito americano del 1943. Quella che vedete sotto è un'immagine del 2020. Guardate, nella zona di Porto Santa Margherita, guardate dal 43 ad adesso come è mutato completamente il profilo della costa. Lì dove c'erano paludi e acquitrini, adesso ci sono impianti diciamo, insediativi, case vacanza, villaggi turistici e così via. Stessa cosa anche a Conegliano. Stessa mappa del 43 con la città molto ristretta e sotto l'espansione post-bellica. È un consumo del suolo che comunque si è fatto sempre più violento durante il Novecento, per quanto riguarda specialmente il Veneto, che siamo la prima regione per consumo di suolo. Per quello dicevo, il Friuli è riuscito a mantenere, se voi andate nel basso Friuli, è pieno di questi boschetti che vengono chiusi e conservati, perché è una memoria assoluta del territorio. Dimenticarlo una volta che si è perso definitivamente. Qui sulla viabilità chiaramente la tavola puntigheriana, che è diciamo la mappa che conosciamo tutti, Codex Vindobonensis, che è del IX secolo, da un originale più antico. In realtà non si è ben capito mai se sono state fatte delle correzioni, come è probabile che sia, sulla viabilità, perché non è la viabilità sicuramente così come era in età romana. E sulla viabilità, questa qui è Aquileia, chiaramente non ho analizzato Aquileia, però sicuramente Aquileia non potevano metterla, data che è tutto parte, diciamo la romanità nella Venezia parte da Aquileia del secondo secolo a.C. E poi c'è anche Concordia, visto che la musealizzazione della strada della Viania in uscita dalla città, che si può vedere tranquillamente. E poi c'è la via Postumia, che conosciamo tutti, che adesso la utilizziamo tuttora, interessantissimo questo è l'utilizzo attraverso oltre 2000 anni delle strippe della stessa arteria. E questa è uno dei punti della presunta Claudia Augusta-Altinate nella zona di Susegana di Sant'Anna, Ponte della Priore Sant'Anna, e questo qui è il ponte restaurato dalla sovrintendenza nel 64, e qui c'è quell'altro. Questa qui è una struttura arcata, in realtà c'era anche nella parte qui a sinistra un arco demolito durante la prima guerra mondiale, perché quel buco nero che vedete dietro è un tunnel fatto durante la prima guerra mondiale dagli austriaci per poter nascondere i barconi e i mezzi. Il Praderario, adesso io non voglio scatenare discussioni, però sulla presenza della Claudia Augusta che passasse per il Praderario si è tanto discussi. A mio parere può essere stata una strada di percorrenza in età romana, ma non penso che la Claudia Augusta-Altinate passassero gli eserciti per di là. Sicuramente è stata frequentata, secondo me raggiunge ancora più importanza in età alto medievale il Praderario lo stesso, è la presenza stessa della Ceneda, però questo è un'altra cosa. Qui chiaramente la Valle Pisina, la strada del Patriarca, che adesso è un sentiero che sale ed evita il Ceneda, appunto, la strada maestra, tra Lago e Mine, e dalla parte opposta la via dell'acqua, se tutte e due nella vallata. Quello che è chiamato il ponte romano di Conegliano, che di romano non ha niente, è una classica struttura post-medievale rinascimentale per come organizzata, però è stato restaurato in maniera egregia ed è un'importante attestazione, visto che è sullo stesso allineamento di quella che a Conegliano si chiama Via Vecchia Trevigiana, quindi ci dà già l'idea topografica dello sviluppo delle arterie. E man mano si spostano, come vedete si spostano da nord, dalla base delle colline, man mano, guardate il Novecento come si è spostato, la circonvallazione fino all'autostrada sempre più a sud. Questa qui è una dei tratti della Postumia ungheresca, perché ne aveva vari tratti nella campagna a sud di Conegliano, scusate, non la Postumia, e poi dopo una via che non esiste più, ma si sapeva che esisteva, che era
la fossa Pompigliora, che era una fossa che correva lungo tutta la costa ed era varcata da navi, barche, e risaliva da Ravenna, diciamo, risaliva tutto l'arco all'interno della laguna e collegava fino ad Aquileia. È interessante perché scavi fatti dall'Università di Venezia a Jesolo, dove c'è l'antica cattedrale, di fianco hanno trovato i resti di una mansio, cioè di una stazione di posta, che era tra i canali, perché la zona era tutta attorniata da canali, e probabilmente, siccome ha una continuità anche in età alto medievale, un'antica alto medievale, questa struttura diventa da mansio, inizia anche una struttura di riferimento per le popolazioni che scappano dalla pianura scendendo verso la costa. E questi qui sono gli sviluppi, questi qua come potete vedere sono i castellieri nel territorio analizzati, quindi età pre-protostorica, età romana, età alto medievale, età medievale, età basso medievale e post medievale. Vedete come nell'età medievale e basso medievale c'è l'aumento totale fino agli abbattoni. E questi qua sono tutte le analisi di tutto il territorio, di tutte le strutture. Belluno, e Belluno possono anche partire appunto da Galimpi, poi la sua foto del castello di Zimelle, però come c'è il castello di Zimelle ci sono anche cose secondarie. Questa qui è una frazione, si chiama Incino, sul lago del Corvo, oltre Feltre, e c'è l'attestazione di una presenza fortificata di una torre di avvistamento anche ad Incino, ed è su una cresta, dovete prendere la strada e continuare verso il lago della Corna, che è stato chiuso, continuate dopo Rocca, continuate finché arrivate in questo posto che è questa cresta del sole, bellissima, tutto un paese di pietra. Poi c'è Belluno, che la cui storia è una città però fortificata, una situazione diversa, che ha un insediamento anche alto medievale e medievale. Gli stessi scavi ultimi con le sepolture alto medievali longobarde danno anche un'attestazione della presenza stessa dei Longobardi anche nei centri del potere, quindi smontano anche questa ipotesi dei Longobardi che stessero soltanto nelle zone limitrofe. Qui la chiesetta di Sant'Anna, che sta a Castion, nel sito di un castello scavato dalla sovrintendenza negli anni 70-80, un enorme castello, e sui resti del castello hanno costruito la chiesa, chiaramente per i pezzi del castello perché il materiale era già là. Poco distante, a Cor, un resti di una torre. Se andate non fatevi distrarre dalla finta torretta che vedete ben più alta, che in realtà è un roccolo, è una cosa romantica. Bisogna risalire ulteriormente e si trovano queste murature sotterrate sulla cima della collina. Qui siamo sempre sul lago del Corlo, a Rocca, ad Arsier. Questo dente proprio che vedete, sotto c'è una lapide che ricorda appunto la presenza del castello, che probabilmente adesso non è così grande lo spazio, quindi manca questo qui, un altro dei cosiddetti castelli secondo me fantasticati, perché se voi andate su in cima non c'è tutto questo spazio per costruire un castello, probabilmente era un piccolo fortilizio di avvistamento, di collegamento. Questo qui è San Pietro in Tuba, un comune di Mana, in castelliere protostorico, è stato restituito molto materiale, e castello insediamento alto medievale, insediamento medievale e poi un monastero. Questa qui è una delle poche cose che è rimasta sul nostro territorio, è a Cesio Maggiore, è una casaforte con Salter, cioè una casaforte, cioè una casa fortificata, è nella parte bassa. Come vedete aveva cominciato un restauro, purtroppo abbandonato qualche anno fa, ma è molto suggestiva, si trovano veramente inserimenti di diverse epoche. Questo qui siamo sempre a Cesio Maggiore, a Marsiani, la torre, è stata inglobata completamente da Borgo, però ha mantenuto la sua, nella parte diciamo meridionale ha mantenuto le sue forme. Feltre, il Colle delle Capre, con la parte alta, il castello di Albulino, tutta fortificata, che ricordiamoci la città romana sotto, se non siete mai stati davanti al Duomo, sotto la piazza del Duomo c'è una meravigliosa area archeologica che è aperta il weekend. Il colle però è insediato lo stesso sia in età antica che in età romana. E poi il
castello di Lusa. Ecco, questo qui siamo di fronte a quel classico passaggio che vi dicevo qui non siamo più, non è più un castello questo è una residenza che conserva in parte forme castellane, ibride, un po' come il castello di Roncade che ha riprende quelle forme là anche se non è di quel periodo. Qui siamo sulla stretta del monte Esna a sinistra, a destra ci sono le pendici del Tomatico e qui si scende. Questo qui è il monastero di Sant'Evitore Corona. Questo è interessante perché è una chiusa proprio, perché c'era la rocchetta in cima alla montagna per difesa, poi c'era il monastero di San Vittore e Corona che ha delle forme molto particolari, sembra quasi un monastero fortificato e degli scavi fatti in passato hanno iniziato a strutture tuttora sotterrate. Poi c'era la chiusa sul fondo valle dove c'era anche la dogana, infatti la vecchia strada, che non è quella statale attuale che va lungo il fiume, si chiama via Dogana Vecchia e c'era ancora l'edificio della dogana e dalla parte opposta c'è un'altra struttura fortificata di là del fiume. Qui siamo a Funzaso, San Michele, che adesso c'è la chiesa all'interno, ma in realtà è uno dei castelli in grotta, dentro questo ciglione, immaginate in un castello fortificato. Un po' simile a quello che c'è in Valsugana, quello del Bustiglione. Qui siamo a Cesana, dove la situazione è molto complicata, nel senso c'erano varie strutture e adesso parlarne, anche perché sono stati fatti degli scavi una decina d'anni fa da parte della sovrintendenza, hanno trovato delle strutture la cui datazione è ancora al vaglio dei tecnici perché sono molto particolari gli insediamenti, sembra hanno una forbice tra il VI secolo e il X-XI, che io lascio chi l'ha scavato l'interpretazione. E questo qui è, vabbè, la mano la riconoscete sicuramente, quella del Marin Sanudo. Questo qui è Quero, che lui disegna, la stretta col castello di Quero, così è come era nel 400. Ma il castello di Quero, Castelnuovo, è interessante perché è famoso perché oltre ad esserci il castello dove adesso lo vediamo, di là del fiume, esisteva una torre. In questa stampa la si vede nella parte finale in fondo, vedete, si vede un pezzettino di torre che viene fuori. Veniva dalle fonti, si sa che veniva tesa una catena per fermare i nemici, specialmente i contrabbandieri, lungo il fiume, e ha avuto una serie di vicissitudini incredibili. Castelnuovo probabilmente ha un'origine molto più antica da quella medievale, ma l'evoluzione è interessante perché quello lì era il disegno del 400 di Marin Sanudo, questa è una stampa ottocentesca, questo non è tanto diverso, vedete, da qui a questo qui prima della prima guerra mondiale, e questo è l'effetto della prima guerra mondiale che è stato bombardato e attualmente com'è adesso. C'è un centro spirituale, è stato restaurato in maniera egregia e rispecchia molto quello che è la forma proprio di chiusura. Purtroppo la torre che c'era da quell'altra parte del fiume, gli ultimi resti sono stati tombati dalla strada statale perché ha avuto una vicissitudine abbastanza particolare con la torre. Prima hanno cominciato a scavare una cava a monte e utilizzavano la torre per fermare i massimi che venivano giù dalla montagna come freno. Poi dopo hanno cominciato a saccheggiare, poi dopo c'è stata la botta di terremoto, poi hanno deciso di allargare la strada perché sennò il fiume saliva e quindi hanno rasato la torre e hanno costruito sopra la torre, hanno costruito una nuova strada. Qui siamo sempre nel Bellunese, a San Gregorio delle Alpi, a Palermo. Questo qui è il parco archeologico invece, che abbiamo a Selico di Noal, dove c'è un insediamento protostorico e poi anche medievale. Questa qui è la torre con la sopraelevazione lignea costruita. Il Pordenonense, come vedete, mi sono avvalso anche delle piante. Questa qui è Bruniera, è una pianta del catasto austriaco. Adesso non è assolutamente così la lettura, però la cosa interessantissima di questa pianta che ho insistito per mettere è che si vede il canale nella parte sotto che gira attorno per difendere l'insediamento. Vedete, questa è l'erodata. E interessante ancora di più qui, zona qua, questa è l'isola scavata. Quindi c'era un ponte che dava su un'isola come se ci fosse una sorta di ribellino per poter ulteriormente difendere l'insediamento.
questo è quello che invece è rimasto unicamente di Abrognano. Questa qui è Caneva, è un disegno del XVIII secolo, con quello che si vedono completamente tutte le mura che adesso in buona parte purtroppo sono crollate. Questa qui è la chiesetta di San Martino, sempre da Caneva, dove non è mai stato trovato niente, però è un punto strano che non ci sia niente, perché è un punto di avvistamento ottimale e di collegamento, però potrebbe esserci stata tranquillamente un bel forido in legno, quindi una torre in legno che è completamente scomparsa. Il castello di Polcenigo, e com'era prima, qui ormai già nella sua fase palaziale, quindi quando ha perso completamente tutti gli attributi castrensi per diventare a tutti gli effetti una residenza aristocratica. Questa qui è la base del vecchio campanile di Cavolano, dove si diceva che ci fossero due castelli di cui non si sa assolutamente niente la reale posizione, non è mai stato trovato niente, si sa che ci sono questi due castelli di Cavolano e la cui presenza è addirittura alto medievale, però purtroppo può essere che i castelli fossero anche in legno, anche questi, quindi sono completamente scomparsi. Qui c'è la chiesetta invece di Fossa Viuva, dove c'era un altro castello completamente scomparso, è rimasta soltanto la chiesa ed è appena al di là del confine della provincia di Treviso. E vicino a Bistorta c'è una villa con di fianco questa colombaia qua, caratteristica perché è stata corretta perché tendeva a cadere. Questa qui è una vecchia immagine invece di Sacile, che non assomiglia assolutamente a quella che è Sacile attuale. E poi c'è Treviso, Castelletto lo conoscete, in questo caso sono zone che conoscete meglio, quindi magari faccio prima, Castelletto di Cappella, il castello di Cison, che ormai a tutti gli effetti è un palazzo, prima che tagliassero gli alberi e adesso hanno tagliato gli alberi, che fa vedere quanto risalta i bastioni fortificati. Questa qui è la torre invece di Tovena, che si trova sul Ciglione salendo verso il passo San Borgo, sulla destra, che vedete il passo sul fondo, e sulla destra appunto resti della torre, un'altra sempre vista della torre, mentre questa qui, quello che vedete sono che purtroppo è difficile leggere, però una struttura muraria che è quanto rimane della torre che si trovava fino all'inizio del secolo, del Novecento, in cima al passo San Borgo. Poi è crollata e la botta finale è andata quando hanno messo le reti per proteggere la strada sotto, quindi per mettere le reti hanno atterrato quello che erano quelle cose pericolose. Questa qui è un frammento del quadro del Cima da Conegliano per rappresentare la fortificazione di Conegliano come completamente diversa, come era diversa rispetto all'attuale e anche il borgo sotto. Questa qui è la rappresentazione forse molto fantasticata, anche ideale della città di Conegliano del 400, e una foto sempre di Galiffi, la vista da ovest, quindi vedete com'è la struttura muraria composta da torre e cortina abbia anche una situazione completamente differenziata, cioè non è tutto uguale, non c'è un'unità strutturale che continua solo quel tipo di torre, solo quel tipo di muratura. Perché? Perché Conegliano cresce nel tempo per acquisizioni, demolizioni, ricostruzioni a seconda di come andava. La parte sotto la muratura, che sembra un enorme fossato, una natura che non è coltivato, niente, abbandonato, in realtà è un falso ottocentesco, perché hanno scavato la terra lì per portarla davanti alla stazione, che era quel terrapieno dove adesso c'è il viale davanti alla stazione di Conegliano. Quindi probabilmente se si faranno mai degli scavi là in viale Carducci a Conegliano si troverà materiale dell'età del bronzo, quel materiale non è che fosse viene da là, ma deriva dal castello. Questa qui è il Borgo Vecchio di Conegliano, la zona probabilmente più vecchia nella sinistra della città. Quindi vedete, ho voluto metterla dentro anche perché adesso non si riconosce più niente, in realtà è la parte più vecchia della città, ormai completamente ricoperta dalla nuova diffusione urbana. Qui è Sardi del Col della Fratta, Cordignano, qui castello è stato attaccato anche dal 400, questa è una foto di 20 anni fa, ho preferito mettere questa perché era un po' più, c'era meno vegetazione, e poi una chicca che c'è sempre a Cordignano che è la Torricella, che qui è prima che demolissero gli edifici che gli erano stati costruiti in addosso, e
così adesso finalmente liberata dagli edifici della sua funzione di torre che fosse diventata per il periodo momento di residenza. Qui la zona del quartiere del Piave, dove di Verdazzo San Lorenzo, dove non c'era assolutamente nulla, però l'ho messo come punto di riferimento, sul fondo di San Gallo, dove esisteva un castello dove adesso ce n'è le torri stesse di Credazzo. E questo qui invece siamo a Moriago, la torre chiamata Torre Caravese, però non esistono certezze su tale attribuzione. Questo qui non c'è nessuna fortificazione. Qui a Farra la cosa più importante che vedete sono due cipressi, perché quei due cipressi rappresentano il punto in cui sono state ritrovate le tombe longobarde di Farra. Perché l'ho messa? Perché è un'altra riprova del fatto di come l'insediamento alto medievale, perché la storia alto medievale è difficile, perché non ci sono fonti, ci sono pochissimi, c'è poca anche arte materiale, c'è pochissima capacità, c'è una difficoltà proprio come anche un archeologo a trovare confronti. Però una cosa che sicuramente ormai possiamo dire, come ho già detto anche prima, che l'insediamento longobardo era sì nella campagna, nelle zone non occupate prima, ma era anche nelle città. Questo qui è il classico esempio invece di un insediamento fuori dai centri, perché i longobardi c'erano sicuramente come c'erano a Treviso, come c'erano a Belluno, quindi nel centro del potere. Però vanno occupavano nelle zone di campagna dove magari c'è una rarefazione di tanto medievale dell'insediamento. Il San Gallo, qui siamo invece sempre a Fregona al Nastico con la torre di Madrucca. È una foto di 20 anni fa, adesso è messa molto peggio. Qui siamo a Fregona dove c'è il meraviglioso castello. Anche qui quando è stato ripulito tutto sono andato a fare le foto, chiaramente vengono meglio durante l'inverno perché c'è molta meno vegetazione. L'ho messa doppia. Qui siamo a Columberto dove dentro la villa Scorteci si conserva il resto di una torre fortificata, però sulla cui attribuzione anche là c'è una discordanza. Qui le tre unità più importanti secondo me della vallata, Traderade per la viabilità, Monte Castellazzo per l'insediamento alto medievale e Castelbrando, che è il centro del potere. Questa qui è una torretta, anche questa messa malissimo, adesso l'ho messa peggio, a Primaor, la torretta questa qua è una foto di 20 anni fa che era fatta. Questo qui invece siamo sopra le Vine, è una Castegna Mor, questa struttura molto articolata che si trova sul versante al di sopra di Ravine, diciamo sulla strada per andare alla Pian delle Femmine. Io onestamente ho delle difficoltà a capire quale sia la sua reale funzione, cioè definirlo un castello lassù lo vedo molto difficile. Non esistono, però come archeologo dico anche che non esistendo nemmeno tracce, diciamo, di cultura materiale che leghi la presenza fortificata, devo pensare all'idea che è una struttura composita lungo una via di passaggio, perché di là passa la strada delle romane. Questo qui invece è un'altra struttura che si trova più sotto del Monte Frascone, appena sopra le Rovine, e questa è qui la diffusione delle tre, vedete, Monte Frascone, Castelmaor e sul piano di Frassenè più sopra, dove è stata trovata anche un'industria libica preistorica, ma anche degli insediamenti avevano una frequentazione medievale. Questa qui è la torre di Campanili Miani, dove sono stati fatti degli studi sulle fondazioni. Questa qui è la Preson sempre a Miani, questo edificio che è attribuito come torre, ma non si sa molto. E siamo invece di là del Piave, dove ho cercato di prendere dentro anche di quelle più importanti che stavano appena di là del Piave. Questa qui è la fortezza di Nigo, la basilica di Nigo, a Pederoba. Anche qui sono andato d'inverno perché d'estate toglietelo le teste di andare, perché oltre a riempirvi di rovi è pieno di serpenti, per queste poche volte in vita mia. Però ha delle belle strutture, questo è quello che rimane, il progetto di scavi per più di 15 anni dell'Università di Padova, che hanno raccolto un sacco di dati per poter adattare e fare anche una bella storia della struttura. Qui a Mavidor, il colle del castello, dove adesso c'è la chiesetta dedicata ai caduti,
Qui siamo a Valdobbiadene, purtroppo è molto scura la foto, ed è in cima al Col Crosette, dove c'era il castello del deserto, dove distrutto, atterrato quello che rimaneva durante la prima guerra mondiale, perché adesso c'è una specie di impostazione bunker costruita in quegli anni là. E qui siamo a Susegana, dopo le pulizie fatte negli ultimi anni, che hanno ripulito tutte le murature, e quindi siamo a San Salvatore, a Susegana sempre. Qui la stretta di Serravalle, che conoscete sempre, della cosa di Seminario di Sanudo, ho cercato di mettere. Qui siamo in Ciacenida, questa è quella diffusione delle varie aree fortificate. Il Montesel, con quello che rimane della struttura muraria prima che venisse invasa dalla vegetazione, una delle resti delle torri recuperate. Questo qui è il Colle di Sant'Augusta, la torre di San Floriano, il campanile di Torre di San Giacomo prima che venisse restaurato e rialzato, una delle torri salendo su Sant'Augusta. Questa qui è la Turisnina sopra Sant'Augusta, in posizione interessantissima. Gli studi dicono che potrebbe essere stata molto più alta ed è sicuramente un punto di dominanza verso qualsiasi luogo. Qui prima dei vandalismi in Palasi. Questa qui è Formenica, dove c'era il castello, esattamente dove c'è adesso la chiesa, perché la chiesa era appena sotto, dove adesso c'è un bed and breakfast. Questo qui siamo al castro di Serravalle. Questa qui è Tarzo, il Monte Castello, dove sono ritrovati i resti anche lì. Sì, Tarzo, ci sto arrivando, sì. E questo qui è San Fior, dove c'era il castello e adesso c'è la chiesa. Motta, Porto e Castello appena dietro, questo qui è il centro, questo qui è la zona del castello di Motta, e poi quello di Meluna, che si trova poco distante. Questa qui Oderzo, questa qui è la chiesa di Camino. Perché? Perché c'era il castello dei Caminesi a Camino, ma non è rimasto niente, specialmente dove si ipotizza che ci fosse il castello dei Caminesi. Adesso c'è una bellissima lottizzazione di villette, quindi non si sa più nulla, però sicuramente la chiesa deve essere stata restaurata e tutto, il materiale da qualche parte dovrebbe arrivare per costruire la chiesa. Quindi questa qui è interessante, è la torre di Rai, che è una delle siti secondo me più interessanti della zona, perché è una cosa diversa da tutto. Questa qui è come la vediamo adesso, andate a vedere la seconda d'inverno che c'è meno vegetazione. Queste qui sono due foto che io ho trovato negli anni 20, ho fatto uno scavo archeologico. Scavavano un corridoio all'interno e trovavano una scala Igea sotto, che si vede adesso in fondo. Ma la cosa interessante è che questa qui è la torre prima del 1910, prima della ritirata del 18 austriaca, prima che gli austriaci la facessero saltare per aria. Poi non paga la disgrazia su questa povera torre. È successo che negli anni 20 entrò dentro un tornado e la fece esplodere ulteriormente, tanto che poi il terremoto diede un'altra porta, quello del 2006, se mi ricordo male. La situazione attuale in realtà è frutto non è della distruzione di centinaia d'anni, ma una serie di eventi straordinari avvenuti negli ultimi 100. Qui è il castello di San Porto Padocco, dove in realtà c'era un'altra struttura in stile neogotico precedente, che ulteriormente sostituiva un altro castello precedente, che purtroppo non è rovesciato, scusate. Porto Buffolè, scusate, so che non si girate. E poi andiamo velocemente verso il veneziano, perché c'è poca roba, perché il territorio veneziano era completamente diverso. Questa è una delle poche cose superstiti, la torre del Caligo, che è lungo la Piave Vecchia, che adesso è la parte finale del Sile, che adesso è oggetto di scavi da parte dell'Università di Venezia. C'è un'interessante anche leggenda legata a San Romualdo su questa torre. I resti della cattedrale di Jesolo, di fianco c'è i resti del convento di San Mauro e anche quella zona che dicevo di quella Mansia romana. Questa qui è Romanzioli 90, dove c'è una villa, dove precedentemente c'è un insediamento fortificato del Sarsino di Venezia. Questa qui è una mappa che ho recuperato da una pubblicazione del professor Gellichi di Venezia, in cui si è rappresentata bene com'era la fascia costiera, cioè vedete
vedete si vede benissimo questi andamenti di queste dune che sono completamente scomparse, cioè non è rimasto più nulla di questo, qui del 1539 dal Cortino. È un cambiamento totale del nostro paesaggio che purtroppo appunto abbiamo perso. Questa qui è Cittanova che abbiamo mostrato, il campanile di Caorle, e qui forse è quello che volevo chiedervi. C'è da studiare per anni sul tuo lavoro, veramente enciclopedico. No, io volevo chiederti una cosa. Concentriamoci un attimo su una cosa che mi ha sempre colpito. Mondragone. Ecco, allora la picca che tu riporti. Sì, ce l'ho. Allora, guardando da sud questa struttura, che è una torre, quel che resta, no? Di una torre, forse una casa, torre, eccetera, allora tu sai che sulla sinistra, ma non proprio vicino, circa 400 metri, 300-400 metri più in là, c'è il toponimo San Michele. Sì. Non è rimasto niente anche se qualcuno in passato diceva di aver visto l'abside della chiesa di San Michele prima che costruissero quella villetta che c'è in quella zona, dove c'è la località San Michele. Ora, se uno fa una fortificazione in quella zona, la fa sottostrada, cioè ha senso una torre sottostrada, anche se lì c'è la documentazione della fine verso il 1189 se non sbaglio, di un castro in quella zona. Sì. Non c'è visuale, c'è la visuale solo al sud. Dov'è? Dove può essere? Doveva essere la fortificazione principale? Allora, innanzitutto è una delle cose che ho cercato di fare con il libro, smontare quella idea che i castelli sono, cioè vedi il Medioevo soltanto di castelli e grandi e basta. Il Medioevo è un insieme dal punto di vista strutturale di fortificazioni composite completamente diverse una dall'altra. Ci sono i castelli, ci sono le torri di avvistamento, ci sono le cortine difensive, ci sono le piccole cortine fatte per difendere magari dei piccoli abitati attorno a dei piccoli villaggi, tipo nel quartiere del Piave c'è memoria che nel 300 c'era una località che si chiamava Nosledo. Poi adesso passate per Nosledo perché c'è la zona industriale, perché non riconoscete solo il cartello, lo vedete lungo la statale, ma c'è un villaggio fortificato, probabilmente in legno, che scompare nel 300. E io adesso vado a memoria, scusate adesso non sono preciso, mi ricordo nel tanto 300, mi pare che il vescovo passando si lamenta della condizione della chiesa che è rovinata e gli abitanti gli fanno: ma noi stiamo andando indietro, dicono il villaggio viene abbandonato, lo stiamo abbandonando perché non è sicuro, c'è malsano, perché insomma comunque la zona del quartiere del Piave ci sono state le bonifiche, però insomma l'acqua è una presenza che esiste. Quindi ci sono queste presenze di fortificazione più piccole, ci sono i belfredi, tipo qui presente Giorgio Arnosti, che ha studiato tantissimo il vostro territorio, ha identificato tutta una serie di strutture qui attorno, anche qua sopra Ceneda, anche dei belfredi appena qua sotto, quindi tutto il legno. Cioè esistono poi le grange che da noi sono completamente scomparse, che erano delle aziende agricole fortificate, sono rimaste per esempio nella zona toscana. Esistono i granai fortificati, esistono le case forti che sono delle torri, delle case fortificate a torre, esistono tipo la casa Marta su al lago di Santa Croce che era una dogana, cioè insomma la fortificazione medievale è una cosa molto complessa e diversificata. Cosa c'è da arrivare? Allora, siccome Luciolino mi dice di questa cosa qua, io ho preparato per voi una cosa. Ecco, questa qui è la pianta dell'Istituto Geografico Militare, col posizionamento all'1,25.000 sotto il Mondragon, vedete qui c'è il Mondragon, dell'edificio. E questa qui, quando parlavo all'inizio, dicevo l'utilizzo delle nuove tecnologie che sono utili. Ecco, questa qui è l'elaborazione fatta con Google Earth, che ci si può muovere tridimensionalmente, per poter capire questa struttura dov'è, cosa si vede, che io
medievale lo usavano specialmente le sommità. Quindi, questo qui è il punto, precisamente, dove si trova. Ok? Questa qui è un'altra vista, sempre dallo stesso punto. Qui c'è Tarso, dietro vedete c'è Tarso, la strada che scende verso Conegliano. È un punto di ponte, il Mondragon comunque, è un punto di ponte da una parte a quell'altra di collegamento. Però nulla vieta che ci fosse la struttura insediativa appena sotto e ci fosse sul Mondragon più alto un punto, appunto un belforello, una torre di avvistamento di legno, per poter avvistare. Cioè, aveva poco senso, adesso diciamoci a livello pratico, ha poco senso in una zona isolata, rurale, costruire un punto di avvistamento dove potessero starsi anche magari dei soldati, qualcosa, in un punto isolato dove magari non c'era l'acqua, era più scomodo, tutto. Era più comodo farlo magari appena sotto con la torretta sotto di avvistamento, spostarsi. In particolare quella situazione lì, che è questa, che è nata di 20 anni fa, per fortuna, perché dopo il giorno sono tornata e abbandonata, purtroppo. Però è sicuramente una struttura fortificata, a cui sono andate in appoggio nel corso dei secoli altre strutture a naso seicentesche. Vedete, è una struttura chiaramente medievale, ha uno spessore notevole delle mura. Vedete, qui c'è un terrazzamento in appoggio, questa qui è una feritoia. Queste qui sono queste cavità che si trovano all'interno, al piano terra, che allora 20 anni fa mi permise il proprietario di fotografare. Sono due cavità di fianco una con l'altra che loro diceva, servivano per legare i prigionieri. Adesso io credo difficile, è molto divertente come lettura, devo essere sincero. Però chiaramente è una cosa curiosa, sono queste due nicchie alte come una persona dentro del muro, in cui non ho capito cosa potessero servire, devo essere sincero, no, non ho capito. E quindi questa qui è una, quindi dislocamento comunque di persone che potessero visitare e trasferire il territorio. Chiaramente per un po' più abbassato, non c'era bisogno neanche di potersi magari punti vicino a Torino, doveva essere la torretta magari linea di avvistamento che potesse avere la possibilità, come vi ho mostrato, che dà la possibilità di coprire visivamente verso qualsiasi della cima del Mondragon. Poi dopo bisogna anche dire che qui è una zona molto complicata, nel senso che ci sono un sacco di frane, perché tutto il territorio di Fanta e Tarso è soggetto a frane, e specialmente c'è una stratificazione anche toponomastica come il San Michele, che è un santo caro a tanti popoli germanici. Insomma, ci sono cose interessanti. Poi dopo, secondo me, potrebbe esserci sicuramente qualcosa anche di più, magari c'è qualcosa anche di più storico, però non è mai stato trovato nulla, onestamente, e onestamente finché non si trova nulla non si può dire niente. Quindi questo io vedo sicuramente una presenza. Poi dopo, ripeto, la visione della fortificazione è diversificata. È documentato, certo, non si sa se è un altro, se è quello, poi è lì sicuramente. Secondo me la memoria è la picca, appunto, è la memoria di questa presenza, e per fortuna che è rimasta questa, è stata utilizzata con altre funzioni nel corso dei secoli, però se no sarebbe persa. Niente. Volevo dire che poco pochissimo lontano dalla picca si sono stati ritrovati degli incisi circolari sulla zona. Quindi sono stati trovati circa 30 anni fa dei disegni circolari senz'altro storici. Sì, adesso me ne aveva parlato troppo, sì. Poi nei documenti fra le parti del sito, quindi parlano di castelli che non esistono più come castelli defensivi, ma è rimasto toponimo. Non si parla mai di castello di Mondragon, del quale si parla prima, si parla di Castellana, Castelfigotto, come se fossero più di una, cioè se ci fosse più di una struttura fortificata in quella zona. Quindi è una zona veramente molto molto
Sì, questa è una problematica che su tutte le nostre colline anche hanno subito cioè guardiamo anche recentemente come, nonostante sia con tutto quello che sia un consiglio del territorio, si controlla, abbiamo dei macchinari che ci permettono di avvicinare, come il territorio si consuma. Figuriamoci quando erano armati di pale di legno e il mulo se andava bene e le braccia e basta, ed erano molti di meno, quindi difficili, tante zone vengono anche abbandonate per questa cosa qui, perché se non si può recuperare vengono abbandonate totalmente, non ha senso continuare. Sì? Mi è venuto in mente adesso. Ti porto su un altro Castro d'Origine, Costa. Allora, da quel punto c'è un'ottima visuale a sud-est, quindi anche verso ovest, quindi mentre è completamente chiusa dalla costa che scende di Costa di Fregona fino proprio dove sono le case Osimo. Là sopra però c'era la chiesa di San Colombano che ti porta al periodo longobardo. Ipotizzate che ci fosse questo sistema di fortificazione lì e poi una... Non tenere conto che, adesso vedere, che comunque il nostro, eccolo qua, il sito nostro, eccolo qua, è questa collina qua, che è giusto sul confine tra Cappella Maggiore e Vittorio. Difatti è più su Cappella Maggiore che su Vittorio, ok? Anche se alle spalle dell'ospedale. E questa qui è il colle, vedete la freccia che indica il colle, quello che vedete sotto la rotonda col blocco dell'ospedale. Il colle che si eleva staccato. Quindi è facilmente difendibile, perché ha comunque dappertutto, è staccato da qualsiasi lato attorno. Questo qui è visto da nord e questo qui è visto da nord-est, quella cosa dicevi. E questa qui è il campo di vista del Castro d'Origine. Siamo davanti a Ceneda, vede perfettamente Ceneda e specialmente vedendo appunto il periodo in cui tra virgolette, si ipotizza, cioè l'alto medioevo, la frequentazione di Castro d'Origine, lo sappiamo se anche dopo. Quindi alto medioevo è in perfetta vista, non vede se la valle vero, ma vede benissimo il Monte Baldo. E il Monte Baldo, in età medievale, era un punto di passaggio verso la vallata e verso la Valle Alpesina. Quindi, ripeto, sono importanti e ci sono stratificazioni diverse. Probabilmente nel momento in cui loro vedevano veramente il Monte Baldo, se succedeva qualcosa che veniva dalla Valle Alpesina, anche se lo sapevano prima che arrivasse alla valle, in questo senso. E la cosa interessante di quella struttura là, che è stata studiata da Salvador, questa qui è da nord, queste sono foto di una ventina d'anni fa di queste, perché è sottosciutta la vegetazione, si vede questi resti di strutture murarie, io avevo messo il documento, e un po' alcuni anche con della malta, quindi c'è anche la presenza della malta mi ha fatto sempre abbastanza valutare l'unicità, la relazione unica come alto medioevo. Probabilmente può essere stata una struttura che ha avuto una sequenza nel corso degli anni, perché è abbastanza grande. Il colle è chiaramente modificato dall'uomo, ha una struttura troncoconica in cui si riconoscono strutture, bastioni, una torre semicircolare, è una cosa particolare. Ne ho visti così sopra il quartiere del Piano, diciamo così. Ce ne sono un paio di colli così, il Colle Castellone, così. Quindi è un intervento sicuramente antropico, umano, quindi, perché praticamente ho una possibilità da lì di vedere. Noi abbiamo visto, diciamo, andando verso Ceneda, però loro potevano vedere fino a Cortignano, fino a Rivenza da lì, perché lo spazio visivo era aperto. Quindi è un punto chiaramente importante, però è sempre il solito problema, l'alto medioevo. Io vi faccio un esempio, io ho scavato tanto in Alto Adige, mi sono trovato a scavare, la cosa che si scava più facilmente, che ormai uno che scava dopo un po'
scava a occhi chiusi, sono le case cosiddette rettiche. Case rettiche sono delle case semi-interrate, pre-romane, la parte sotto in pietra, semi-interrata sopra in legno, però sono fatte tutte uguali, cioè uno ne scava una e altri ne può scavare a memoria, perché hanno tutte la stessa organizzazione, più o meno le stesse dimensioni, entrata a sud, tutti i drenaggi. Mi sono trovato a scavare fuori in Merano delle case rettiche, che rettiche non erano praticamente prive di materiale, ma per la stratigrafia e i contesti in cui le abbiamo trovate le abbiamo datate all'età baiuvare. Perché? Perché queste popolazioni germaniche hanno la stessa, cioè non hanno il passaggio attraverso l'edilizia romana, hanno quel modo di costruire che non è rettico soltanto, è alpino, cioè tutto l'arco alpino, le case vengono costruite in età pre-romana, diciamo semi-interrate per questioni per poter trattenere il calore, e quindi loro utilizzano sul nostro territorio un sistema di edilizio che è quello che utilizzano sempre loro, solo che per noi diventa una cosa nuova, in realtà va a sostituire case romane che erano costruite fuori terra. Loro utilizzano, quindi è un sistema che rimane come modello edilizio e attraversa i secoli. Chiaramente il nostro territorio ha subito tante di quelle passaggi di popolazioni che è ricchissimo di influenze. Ripeto, scoprono sempre Giorgio, che ha studiato tantissimo queste cose qui e se ne sa molto più di me, però è interessantissimo, tipo mi piace cogliere un esempio sulla sua teoria, che è affascinante esattamente come una teoria di altri sullo stesso ambito, ed è quella delle ville romane a partire dalla tarda antichità, che si cominciano nella zona qui del Cenedese. Ci sono delle ville romane che sembra che vengano trasformate in appostamenti militari, perché i ritrovamenti a partire dal III secolo cominciano a diventare militari, elementi militari, e quindi si ipotizza, appunto, come diceva Giorgio, che ci sia questa diffusione per presidiare il territorio. L'altra alternativa, ne ho parlato con lui qualche mese fa, è ipotizzata invece da altri, è che in realtà, ed è una cosa che assomiglia molto al tempo che forse stiamo andando incontro noi nella nostra contemporaneità, è che praticamente in quel periodo là l'esercito romano ormai aveva soltanto soldati germanici, erano solo germanici, non c'erano più. I germanici avevano le loro abitudini, di vestiario, anche nel momento del civile, di vestirsi con abiti militari, quindi portare elementi di militaria. Quindi è ipotizzabile che ormai nel III secolo le campagne fossero occupate dalla divisione delle terre da soldati che, come chiamiamo la pensione, avessero avuto la distribuzione delle terre, soldati germanici. Sono interessantissimi entrambi, non è detto che una cosa non è l'altra, perché o l'escluda, perché sono comunque periodi altamente di alta tensione, quelli del III secolo, cioè i periodi qui passano allegramente chiunque, gli stessi soldati romani di vari eserciti si rendono conto. Quindi chiaramente la ricerca archeologica deve basarsi sui dati veri e propri, con un occhio chiaramente alla storia, le fonti sono importantissime, ma certamente bisogna basarsi sugli elementi strutturali e l'arte stessa materiale. Possiamo aprire un po' anche alle domande, perché penso che ci siano le curiosità. Ultima cosa, scusate, così. Questi qui sono le statistiche che ha fatto questo professore di Parma, Morandin, in cui mi ha permesso di elaborare una serie, adesso non mi annoierò con i numeri, però è per farvi vedere come anche l'archeologia, la ricerca storica, architettonica devono andare incontro a questo genere di statistiche, possono essere utili come termini di confronto. Questo qui, vedete, sono il conteggio complessivo delle strutture divisi per periodi a seconda delle province. Ogni provincia ha un colore, sotto c'è il sviluppo. Chiaramente ce ne sono molti di più di Treviso, ce ne sono pochissimi di Pordenone, perché Pordenone ha analizzato soltanto la fascia dell'Altezza, ma se noi rovesciamo il punto di vista, se noi mettiamo la dimensione in base alla densità, cioè il rapporto tra insediamenti fortificati e superficie, invece il territorio di Pordenone diventa quello con una più alta densità. Ma perché? Ma perché è lungo un fiume e i fiumi vengono fortificati.
E questa qui sono le prima comparsa, sempre i colori, i colori identificano le varie province, quindi grigio Treviso, blu Belluno, giallo Venezia, arancione Pordenone. Questa è la prima comparsa della struttura e questa qua è la prima scomparsa della struttura. Vedete come nel post-medioevo già cominciano a scomparire completamente e ce ne sono rimasti però ancora presenti. E questa qui è per concludere le fasce, perché è l'elaborazione al finale grafica dello studio, cioè come si sviluppano i castelli. Ecco, i castelli per mia analisi si sviluppano così, per fasce, a parte nella zona costiera, perché sappiamo che è una cosa un po' particolare, l'evoluzione, qua ve lo lascio il libro, se lo comprate. Sì, naturalmente il libro è disponibile perché l'editore ne ha portato. Come si evolvono a secondo comune dei castelli e le fortificazioni. E basta, adesso solo una cosa, volevo ringraziare tutta questa cosa, poi faccio tutte le domande che volete, però ci tengo a ringraziare, non so se sono presenti anche, oltre a chi mi ha dato i patrocini, quindi l'Istituto Italiano Castelli, l'Associazione Nazionale Archeologi, la Città Medievale Archeologi e Medievisti, l'Associazione di Dimore Storiche del Comune di Conegliano, anche chi ha permesso tramite dei contributi di poter aiutare nella diffusione del libro, perché un libro così sarebbe costato molto di più. Invece con l'aiuto gli sponsor sono importantissimi, assolutamente. Abbiamo avuto l'aiuto di Piave Servizi, della Banca Prealpi San Biagio, del Consorzio Aiutare del Prosecco, l'Albergo Due Fiumi e anche del Panificio Tami e l'Associazione Zeda tramite l'Europarlamentare da Re. Ecco, sono importantissimi per il nostro mondo questi investimenti degli sponsor, perché ci permettono di diffondere il libro in maniera molto più facile, senza i quali è impossibile e ne perdiamo tutti dopo. Non perché io ho scritto lì, ma perché chiunque ne perde la storia, ne perde la memoria, ne perde chi potrebbe interessarsi più facilmente. Invece così si è potuto rendere il libro più accessibile come può essere una maggiore diffusione. Sì, abbiamo 10 minuti perché poi dobbiamo lasciare la sala. Se ci sono domande, abbiamo qui l'autore di questa opera enciclopedica che abbiamo già capito ci metteremo molto tempo a leggere e digerire. Sì, Quanto tempo ci hai messo alla fine per... 21 anni. Io ho cominciato a fare le ricerche nel settembre del 2000. Sono stato rapito dall'archeologia, ho cominciato nel settembre del 2000 e ho finito di fare ricerche quando ho consegnato il libro, è stato stampato praticamente nel giugno del 2021, 21 anni. Bene. Ci sono domande? Gruppo GAC? No? Nessuna domanda? È stato esauriente. Bene, Allora niente, io ringrazio l'editore, che è importante, che è qua presente ma non mi sente, perché devo essere sincero, mi ha permesso di lavorare in autonomia, cioè ogni tanto diceva no, ma qua insomma mi ha lasciato lavorare in autonomia, e l'autonomia in ricerca è assolutamente la libertà anche mentale, anche di affrontare i problemi del ricercatore, quindi di questo devo essere grato anche ai nostri siparietti che mi hanno fatto in ufficio da lui. Ringraziamo tutti per essere stati con noi a nome del Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche. Grazie.